Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, sono ore un po' stranianti queste, perché stanno andando in scena contemporaneamente il momento saliente della democrazia, il rito che più di tutte la qualifica e la connota in quanto tale, da un lato, e uno dei più grossi, inquietanti, sistematici attacchi alla tenuta del sistema democratico nel nostro paese degli ultimi lustri, quantomeno. Il primo momento ovviamente è quello del voto, è quello delle elezioni, nella fattispecie delle elezioni liguri. Le urne sono aperte anche oggi fino alle 15 per decidere chi sarà il presidente della regione Liguria e quale coalizione politica la guiderà per i prossimi 5 anni. Tra l'altro ricordiamo che è un voto che precede la scadenza naturale della legislatura, perché in Liguria è andata in scena una spallata, una spallatona giudiziaria che ha interrotto sul finale, ma comunque ha interrotto anzitempo, l'esperienza della giunta Toti, innescando elezioni anticipate con dei corollari non simpaticissimi in uno stato di diritto, per cui diciamo Toti è stato tenuto ai domiciliari finché non si è dimesso. Questo dice la cronologia ed è una dinamica che non può non apparire inquietante agli occhi di qualunque liberale. Comunque oggi i liguri votano, oggi i liguri si esprimono e noi speriamo si esprimano in grande quantità da un lato, e dall'altro speriamo confermino e rilancino il buon governo di centrodestra, perché speriamo e crediamo che per il futuro dei territori, di un territorio così importante, sia più decisivo il bilancio di governo, cioè l'esito fattivo di una politica che in Liguria, secondo tutti gli indicatori economici di qualità della vita, di attrattività internazionale, è positivo, rispetto ai teoremi giudiziari e rispetto anche alle puntatone di report annunciate con tanti squilli di tromba. Devo dire che poi ieri sera il buon Ranucci ha sparato a salve, perché ha messo insieme delle cose già note. Cioè, Report presume una notizia, invece i segugi di Report hanno fatto un collage di cose già note con insinuazioni, ovviamente. Il governo di Toti ne usciva come una sorta di banda paramafiosa, ma non c'era una notizia in più, non c'era un elemento in più. In ogni caso, oggi i liguri votano ed è importante. È appunto il momento, è la condizione necessaria perché ci sia democrazia. Poi non è sufficiente, nel senso che il sistema democratico prevede anche poi altre condizioni a valle, ovviamente. Ci sono tiranni che sono andati al potere tramite elezioni, poi hanno instaurato appunto regimi palesemente non democratici, perché poi ci sono dei contrappesi successivi e un assetto successivo al voto, ma il voto è la condizione necessaria a priori perché ci sia democrazia. Quindi è un grande momento che seguiremo su Radio Libertà con uno speciale a partire dalle ore 15. È l'attacco invece la cosa veramente agghiacciante e sempre più agghiacciante di ora in ora, è questa attività spionistica, ma maxi spionistica, che sta emergendo ai danni delle più alte istituzioni della Repubblica, ai danni dei ruoli istituzionali e politici più alti e decisivi. La Premier Giorgia Meloni ha detto giustamente: nella migliore delle ipotesi siamo di fronte a un quadro estorsivo, ma nella peggiore, ma ahimè temo più realistica delle ipotesi, a veri e propri atti eversivi, perché secondo la ricostruzione della DDA di Milano che sta guidando l'inchiesta, questa maxi attività di spionaggio e dossieraggio portata avanti dalla società Equalize, che era il cui titolare, scusate, era Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, che insieme al super poliziotto Carmine Gallo avrebbe guidato queste operazioni. Insomma, stanno emergendo di ora in ora dei dettagli sempre più inquietanti. Sarebbe stata hackerata una mail del Presidente della Repubblica, un'attività di dossieraggio a tappeto sul Presidente del Senato, quindi la prima e la seconda carica dello Stato. Nel caso di La Russa ovviamente sono stati coinvolti anche i figli e i familiari, che ormai è un classico. Veniamo dal precedente ovviamente
freschissimo dell'attività anch'essa di dossieraggio dell'ex finanziere Striano, che ha pesantemente coinvolto il centrodestra, molto pesantemente coinvolto la Lega, e insomma sembra veramente che in questo paese ci sia un potere vero, parallelo all'unico potere legittimato in democrazia, quello espressione del voto popolare, che monitora, fa dossieraggio, ricatta, condiziona appunto l'unico potere legittimo. E questa cosa è sconfortante, questa cosa ti fa anche pensare che allora sia tutto inutile, no? Che anche il voto sia inutile, perché se poi esistono questi apparati, queste società, queste attività di condizionamento, ricatto delle istituzioni e della politica democratica, allora non ne vale la pena. Ebbene no, noi siamo qui a dire allora ne vale la pena, allora a maggior ragione bisogna essere protagonisti nel momento saliente della democrazia, non chiamarsi fuori, e soprattutto anche però la politica è chiamata a un colpo di reni. Una cosa importantissima che ha detto Giovanni Toti ai microfoni di Radio Libertà, lo abbiamo intervistato venerdì scorso, è che è inaccettabile ormai questa rinuncia della politica a se stessa, questa abdicazione della politica, che ha lasciato spazio da un lato alle scorribande giudiziarie da Mani Pulite in poi, a questo potere completamente fuori controllo della magistratura che si sta mangiando il potere politico, vedi anche il caso Liguria, e dall'altro addirittura la politica si scopre indifesa di fronte a questi poteri deviati, illegittimi, spionistici se non criminali, e la politica è chiamata a un colpo di reni, cioè quando sono spiate e dossierate le massime cariche dello Stato, la politica deve reagire, deve trovare il modo di reagire, perché c'è una zona, non siamo verginelle, c'è una zona della politica ambigua, c'è una zona della politica fatta di informazioni, controinformazioni, ma è fisiologica, non può degenerare in una patologia eversiva, come dice Meloni, in un attacco alla Repubblica, da un lato, e dall'altro la politica deve comunque tornare a dare le carte, perché è l'unico potere con tutti i suoi limiti che è fondato nella volontà popolare, e quindi è interesse della democrazia che la politica torni centrale, torni a saper difendersi, anche perché, come diceva Sir Winston Churchill, la democrazia è il sistema peggiore ad eccezione di tutti gli altri escogitati finora. Ricordiamocelo e vi aspettiamo per lo speciale Liguria nel pomeriggio. Grazie a tutti. Tra un manifesto e lo specchio